maggio e nel giorno consacrato ai diritti dei lavoratori può forse essere utile fare una piccola riflessione in merito a un'altra categoria di lavoratori, altrettanto degna d'attenzione, vale a dire quella dei pittori, degli artisti in genere, da un punto di vista un po' particolare. Parlando ad esempio degli strumenti con i quali lavoravano, in particolare dei pigmenti, dei colori. Possiamo parlare ad esempio delle tavolozze di Hals e di Rembrandt. I colori usati da Frans Hals erano il bianco di piombo, l'ocra gialla, l'ocra rossa e il nero di carbone. La tavolozza di Rembrandt doveva essere analoga se non identica, salvo che per l'aggiunta delle terra di siena e terra d'ombra, naturali e bruciate, che il maestro amava particolarmente e che chiamava colori simpatici. Tiziano sosteneva, secondo la testimonianza del suo allievo Palma il Giovane, che a un buon pittore bastano 3 colori, e la sua stessa pittura riflette quella teoria. Nella Galleria Borghese a Roma c'è un ritratto da lui eseguito che non riteniamo ne contenga di più. Certamente nella maturità aveva l'abitudine di usare soltanto 3 colori, quando stendeva il sottostrato: bianco di piombo, terra di siena bruciata e nero d'avorio. Esaminando i pigmenti in polvere provenienti dalla bottega di Rubens, trovati in un baule nel deposito del museo di Anversa, si notò che quelli presenti in una o in tutte le ricostruzioni delle tavolozze di Apelle, di Tiziano, di Hals e di Rembrandt, cioè il bianco di piombo, l'oltremare autentico, la lacca di Robbia e le terre, erano pressoché inalterati, mentre quelli aggiunti dai maestri di Anversa, vale a dire la lacca gialla, il vermiglione e i verdi vegetali, erano quasi completamente sbiaditi. Il giallo forte, dove per forte non si intende coprente ma molto luminoso, nelle tavolozze dei grandi maestri era costituito dall'orpimento, solfuro d'arsenico, che non è più in commercio perché non abbastanza resistente, non si impasta bene e inoltre è estremamente velenoso, ovviamente. Gli artisti un tempo ne conoscevano tutti i difetti, tanto che Cornelius Jansen nel XVI secolo scriveva: l'orpimento può essere steso bene su tutti i colori salvo il verde rame, ma nessun colore si stende bene sull'orpimento, perché li uccide tutti. Anche un fisico della corte di Carlo I, de Bayern, scrisse, parlando di Van Dyck: egli usa l'orpimento, che è il giallo più bello che si possa trovare, ma secca molto lentamente, e quando è mescolato con altri colori li distrugge. Il segreto di Van Dyck, che sapeva usare l'orpimento con ottimi risultati, era di applicarlo puro per i tocchi di luce sulle pieghe dei panneggi, dopo aver steso uno strato di un altro giallo. È stupefacente come qualche tocco di un giallo brillante possa far risplendere tutta una zona di un giallo relativamente spento come l'ocra. La versione moderna dell'orpimento, nota a volte come giallo del re, è un misto di giallo di cromo e bianco di zinco. Questo era un punto di vista particolare su una categoria altrettanto particolare di lavoratori, i pittori, gli artisti, e deriva da Eric Hepburn. Curiosamente, il manuale del falsario, Neri Pozza Editore.